Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, siamo su PES 2015, siamo allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Dobbiamo cercare di invertire il trend in casa, che purtroppo è un trend molto incostante. Dobbiamo arrivare in Coppa UEFA a tutti i costi, ragazzi, se no la Zampa ci manda a fare in culo e siamo contro una squadrona come il Napoli, quindi sarà molto molto dura. Ma noi ci proviamo, voglio battere una big. Dopo aver distrutto la Roma possiamo vincere anche col Napoli. Vasquez che è al posto di Perotti. Vasquez è molto in forma, secondo anche il mio preparatore. Vasquez! Vasquez! Fuori di poco. Il Palermo ha bisogno di continuità. C'è poco. Attenzione, gol del Napoli, incredibile. Higuain punisce subito il primo tiro, è pazzesco. Pazzesco, veramente. In casa non riusciamo a fare niente. Alla prima occasione ci puniscono subito. Andreolli. Vai Vasquez. Vasquez. Per Dybala. Dybala bellissimo per Belotti. Ti prego, bello, prima di uscire, segnamela Belotti. Belotti! 1-1 Palermo! Bravo Belo. Il Belo c'è, però adesso esce perché l'avevo tolto, cazzo, era stanchissimo. Buono, 1-1. Dai ragazzi, adesso nelle ali dell'entusiasmo la mela. Eric, per Dybala! Non ci credo. Stiamo che sul difensivo va bene un punto. Attenzione ancora. Il Palermo difficoltà. Dai Kane. Riscattati Kane. Non ci credo, ancora sto buttando via adesso. Dai Kane. Ha fatto una stagione così proprio curiosa Kane, poverino. Belotti invece ha fatto sempre gol pesanti. Bravissimo la Mela, anche se a pezzi la Mela è sempre un fenomeno. Bravo Eric. Vai Dybala. Dybala per Kane. Ah. La sto meritando io, Beppe. La merito io. Un gol, un tiro hanno fatto loro, bravissimi. Ancora quanto pressing. Kane. Kane i passaggi, è veramente orrendo. Rugani si fa saltare malino qua. Bravissimi, 89esimo. Darmian. Darmian, passaggio inguardabile. Sbaglia anche il Napoli per fortuna. Ma risbagliamo anche noi. Sto gioco è difficilissimo, i passaggi sono la cosa più dura. Vabbè, un punticino col Napoli ci può stare. Cataldi. La butta su Cataldi. Attenzione per Kane! Attenzione per Kane! Incredibile! Incredibile Kane! Non ci credo. Ragazzi, 29esimo turno e siamo contro il Cagliari. Siamo sempre a 4 punti dalla Roma. Il Cagliari 17esimo. Fioi. Dovevamo assolutamente vincere a Cagliari. Poi in trasferta giochiamo anche meglio, ma Kane... Cosa si è mangiato Kane? Cioè, Kane, non lo so. Proprio Kane non c'è verso, non c'è verso di farlo segnare a dovere. Ho fatto anche un po' di cambi. Aia. Bravissimo Rugani, che è la stella della squadra insieme a Cataldi, cazzo di Dybala. Dybala, qua ho fatto un erroraccio io purtroppo. Dai, Faker Santelia, voglio la vittoria. Occhio. Attenzione. Gol del Cagliari subito. La mela, la mette in mezzo. E c'è il gol! Ancora lui! È sempre più Belotti! È sempre il Belo! Grande Belotti, che gol! E fatalità, anche adesso sostituito, perché... Madonna. Pazzesco, perché comunque è troppo stanco il Belo. Che gol che ha fatto di destro al volo, però. Che gol. E adesso bisogna vincerla, però no, se il pareggio non serve a niente. Incredibile, parità fotocopia quella col Napoli, solo che siamo col Cagliari che è 17esimo, cazzo. Prendo sempre quel gol stupido. Ciao ragazzi, vi rifaccio un gol e dopo la squadra si rincoglione. Ma perché? Ma perché? Bravissimo Rugani. E adesso andiamo a vincerla. E adesso andiamo a vincerla Kane. Prova a fare l'assist per Dybala, è lunga.
È incredibile, Belotti si esalta che segna e lo leva, cioè è già la seconda volta. Va bene. 79esimo. Questi due pareggi posso dire addio definitivamente all'Europa League. Ci vuole veramente un'impresa. Cataldi, sempre molto stoico Cataldi. Attenzione, attenzione un poco. Un poco. Finisce qua. Non è proprio destino, ragazzi, non è destino, cioè incredibile. Pazzesco. Adesso è anche uscito un poco, parole. Dybala, Dybala, Dybala di rabbia, Dybala di rabbia, Dybala. Gol di Dybala, incredibile, cosa ha fatto Dybala? Cosa ha fatto Dybala? 2-2. Non ci credo. Siamo ancora vivi. Ma non basta, chiaramente, non potevo farlo sul 2-1. Niente, non posso vincere, ho fatto non so quanti pareggi in questa stagione. E tanti anche con gol. Bravissimo Rugani, il nostro capitano. Errore però qua. Abbiamo anche... il cuore c'è comunque, il cuore c'è. Manca la fortuna. Ma dopo la tensione degli ultimi minuti non riesco a fare più un passaggio. È finita, 2-2. Niente, non si riesce a vincere. Vediamo la classifica. La Roma ha anche vinto, basta. 40 punti, siamo a -6 dall'Europa League. Mancano 8 partite. 13 pareggi, sono la squadra che ha pareggiato di più in assoluto. Pazzesco. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao!